Era capitata 15 giorni fa, ma sempre speravamo che ci fosse una soluzione, che ci potesse essere un ritorno tra di noi. E invece purtroppo la notizia di questi giorni è davvero tragica per noi. Saranno celebrati mercoledì 28 agosto alle 10 nella chiesa di Mansuè i funerali di Alessandro Sarri, il dirigente dell'ufficio tributi del comune di Vittorio Veneto, morto sabato all'età di 50 anni dopo 2 settimane di agonia per essere stato colpito da un infarto mentre era in gita in bicicletta lungo le strade del Friuli. Una persona speciale, lo definiscono tutti coloro che hanno avuto modo di incontrarlo, a partire dal sindaco Mirella Baliana, ma anche dal suo predecessore Antonio Miatto, che l'aveva assunto dopo il regolare concorso nel 2023. Preciso ma non puntiglioso, dialogante con tutti, con l'attuale sindaco stava predisponendo l'apertura di un ufficio Europa per poter intercettare i bandi di Bruxelles utili per Vittorio Veneto. Era nato a Mansuè, aveva studiato all'Università di Udine dove si era laureato. Oltre a dirigere il settore economico-finanziario del comune, era anche coordinatore dell'area finanziaria del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. Aveva lavorato anche a Mansuè, Oderzo, Azzano X e Tarzo. Era stato collaboratore delle IPAB di Oderzo e Vazzola. Non un funzionario qualsiasi quindi, ma una persona innamorata del suo lavoro, che ultimamente voleva dire far quadrare i conti nel bilancio comunale di Vittorio Veneto. Una persona professionalmente molto capace e anche molto disponibile. Quello che vorrei sottolineare, che è una cosa proprio che mi sta a cuore, è proprio il tratto umano della persona. Era una persona sempre disponibile, sempre sorridente, ti dava sempre una risposta, ti ascoltava e poi insomma voglio ricordare il dottor Alessandro Sarri in questo modo. Amava lo sport, i viaggi all'estero, l'arrampicata, la pallavolo, ma soprattutto la bicicletta che utilizzava spesso per dei tour lungo le ciclovie friulane, dove 2 settimane fa il suo cuore non ha retto e pur ripartendo ha causato danni fisici irreparabili che l'hanno portato alla morte. Alessandro Sarri lascia la mamma Elsa, la sorella Scilla e i nipoti Davide e Mattia che tanto amava.